Un gol del nuovo entrato Sowe al 78esimo infrange i sogni di vittoria dell'Akragas, che era stato bravo a contrastare a denti stretti l'imbattuta capolista scafatese. Purtroppo ancora un episodio sfortunato determina la spartizione della posta in palio e che in caso di vittoria avrebbe permesso di incamerare 3 punti importanti e scalare la classifica generale. Gigante subito battagliero che sin dai primi minuti riusciva a pressare alto l'ordinata squadra dell'esperto tecnico campano Francesco Fabiano. Al decimo, Lofaso sicuramente in buona giornata, si esibisce in un'azione personale, si presenta in aria ma il tiro finale viene neutralizzato dall'attento Becchi. L'Agregas spinge sempre con generosità e senza timori reverenziali, mentre la Scafatese cerca di arginare le folate offensive dei padroni di casa. Al 20° ecco arrivare molto bello per esecuzione il vantaggio biancazzurro. Azione veloce di Lofaso, cross al centro area, Rechichi tocca per Palazzolo, il quale si gira ed infila la porta partenopeo. Esplode la gioia biancazzurra sia in campo che sugli spalti. Si tratta del secondo gol stagionale subito dagli ospiti e della seconda marcatura cargantina personale realizzata da Palazzolo. Tutto il primo tempo trascorre con l'Acregas alla ricerca del raddoppio, nel tentativo di chiudere la gara. Al 31° ci va molto vicino, perfetto assist di Lofaso in fase avversaria, leve di testa, alza sopra la traversa. La Scafatese si scuote e con Lancione al 34° si rende pericoloso per la prima volta con un diagonale che lambisce il palo. Nel secondo cambia l'atteggiamento tattico in campo della Scafatese che effettua diversi cambi. Adesso la difesa cragantina è sottoposta a costanti attacchi sulle corsie esterne. Da Silva e Rechichi chiudono tutti i varchi, ma al 78° un'azione ben orchestrata sulla destra da Colley porta al pari la squadra campana. Infatti Colley penetra in aria, indirizza il centro dove più lesto di tutti Sowe spinge il pallone in fondo al sacco. Subentra la paura tra le fila biancazzurre. Il tecnico Bonfatto effettua dei cambi e dopo 6 minuti di recupero l'arbitro decreta la fine dell'ostilità. Morale della favola: l'Agregas si ritrova sempre in coda alla classifica, ma in compagnia di altre squadre. Domenica prossima l'Agregas si reca a Sant'Agata e poi mercoledì 23 ottobre all'Esseneto arriva in Ragusa. Ed ora spazio alle interviste. Allora, è stata una partita, intanto volevo fare complimenti ai ragazzi perché questa partita è tutto merito loro, perché hanno lavorato benissimo durante questa settimana e sapevamo l'importanza di questa partita. È vero che forse i pronostici ci davano contro, però noi siamo l'Agrias e i ragazzi sanno che ogni domenica dobbiamo dare questo atteggiamento, questa voglia, questa determinazione. È vero che a tratti abbiamo pure giocato bene, è vero che abbiamo affrontato, come dicevo prima, una delle migliori squadre del girone, però se noi ricordiamo, dopo che hanno pareggiato, noi all'ultimo abbiamo avuto un'occasione con il nostro attaccante di testa, però siamo stati un po' sfortunati, però va bene così, mi è piaciuto l'atteggiamento e voglio precisare una cosa, voglio regalare questo pareggio, questo punto, tra virgolette, questa prestazione solo esclusivamente ai ragazzi perché è merito loro. Mister, cos'è mancato per portare a casa la vittoria? A me non piace parlare di alibi, però purtroppo in questa settimana c'è stato qualcuno che non è stato bene fisicamente, con febbre, eccetera, eccetera, eccetera. Devo anzi ringraziarli pubblicamente perché si sono messi in campo, hanno lottato, hanno sudato fino a quando ce l'hanno fatta fisicamente. Però, ripeto, cosa è mancato? È mancato forse la determinazione di fare anche il secondo gol, perché in alcune ripartenze, in alcune transizioni potevamo anche fare il secondo gol. Io non ricordo sinceramente delle parate del mio portiere, sinceramente non le ricordo, poi forse voi mi potete anche smentire. È vero, abbiamo preso un gol dove potevamo essere un po' più scaltri, però purtroppo non posso rimproverare niente a questi ragazzi. Abbiamo incontrato, secondo me, la compagine, se non la più forte, insieme a Siracusa, le due compagini che si contenderanno la vittoria finale, secondo me. Noi abbiamo fatto un grande primo tempo, penso che questo è sotto gli occhi di tutti, siamo passati in vantaggio meritatamente.
Nel secondo tempo abbiamo tenuto botta fino a quando ci siamo riusciti. Poi la qualità, il mister giustamente diceva, i cambi hanno fatto la differenza, anche se sono entrati dei giovani, però bisogna vedere il livello dei giovani che entrano. Loro si sono messi con 4-2-4 e noi penso che al di là dell'azione del gol, del pareggio, non ricordo parate di Dregani. Io penso che sia un pareggio che alla fine è giusto, perché loro nel secondo tempo hanno fatto qualcosa in più di noi, però voglio fare i complimenti a questi ragazzi splendidi che abbiamo. Io chiedo alla piazza, anche a voi giornalisti, non una mano d'aiuto, ma di capire che noi abbiamo una squadra giovane. Questi ragazzi non sono ragazzi che si mangiano gli allenatori, non ce l'hanno nel DNA, perché ripeto, tolto Garufo e tolto Michele, che oggi Fragapane, che oggi non c'era, che era letto con la febbre, il più grande di questo gruppo ha 26 anni. Perciò se i ragazzini di 20 anni, 21 anni li chiamano senatori che si mangiano gli allenatori, chi lo scrive dovrebbe solamente vergognarsi. Questa è una squadra che ha bisogno di aiuto da tutti per uscire fuori da questa classifica un po' deficitaria. Oggi penso che hanno dimostrato di potersela giocare con tutti, perché abbiamo affrontato la capolista che veniva da 5 vittorie consecutive e al di là della supremazia territoriale del secondo tempo della Scafatese, noi non siamo stati messi sotto, ce la siamo giocati alla pari. Purtroppo gli ultimi 20 minuti Levè non ne aveva più, Levè è entrato in campo con 38 di febbre, dopo 2 giorni con 39 di febbre. Oggi ha voluto giocare, l'abbiamo messo in campo, sono contento che è entrato Dario Violante, ha dimostrato di essere un gigante, un piccolo gigante. Vedrete che ci servirà tantissimo.